Queste le partite di questo fine settimana, le analizziamo anche con il nostro primo ospite di puntata, Mauro Farris, collega della Sardegna di directasport.it. Grazie Mauro per aver accettato il nostro invito innanzitutto e buonasera e ben ritrovato. Allora, buonasera, è sempre un piacere, mi unisco immediatamente all'in bocca al lupo ovviamente per le nuove sedi. Grazie. Insieme a noi si riesce ad avere una gran bella realtà che intanto dà dignità a campionati che altrimenti l'avrebbero pochissima. E poi, diciamocela tutto, Isidoro, se sei d'accordo, questa è vera televisione. Produrre il social, l'abbiamo detto tante volte, significa produrre certamente nella tasca di tutti gli spettatori, cioè nello smartphone. Vabbè, è logico, questo è un qualcosa che è un lavoro che tutti quanti noi, regione dopo regione, provincia dopo provincia, cerchiamo di portare avanti assieme. È un discorso d'insieme che poi va ad articolarsi sui territori ed ecco, per essere legati al territorio bisogna parlare anche di tutti quelli che sono i livelli e le competenze, le caratteristiche e anche purtroppo anche notizie che magari non vorremmo mai dare per essere completi a 360 gradi, però c'è anche qualcosa di bello da raccontare col calcio dilettantistico. Mauro, io e te poi non ci siamo sentiti per un po' di tempo, confessiamolo anche agli amici a casa. Che idea ti sei fatto alla fine di questo campionato di Serie D per il girone G? È stato, ecco, un po' ha confermato quelle che erano le intenzioni di inizio anno di alcune realtà come ad esempio Giuliano, però di sorprese ce ne sono state come. Sì, è un campionato che sembrava di fatto chiuso almeno sino a 2 settimane fa. Io ora non lo vedo onestamente così chiuso e ti posso dire che la piazza Sassarese della Torres soprattutto lo ritiene assolutamente aperto. L'entourage della Torres lo tiene aperto. Forse noi addetti ai lavori non siamo tutti sulla stessa linea. Io guardavo intanto le ultime 9 giornate di campionato e posso dire probabilmente che con tutta probabilità già la gara di mercoledì in casa tra Giuliano e Fragolese può essere in qualche modo decisiva, soprattutto in termini di motivazioni delle concorrenti del Giuliano. E poi ti dico che le due gare con Cassino e Atletico Uri, soprattutto per stare sul versante sardo, perché sono quelle le squadre che soprattutto conosco, le vedo un po' più pericolose. Ovviamente parlo dell'Atletico Uri sul versante sardo, perché? Perché è stata una squadra che ha dimostrato di essere molto quadrata e spigolosa e capace di fare male un po' a sprazzi durante tutto il campionato. Dall'altra parte, andando a vedere il campionato invece della Torres, il finale della Torres, leggo un latte dolce Formia e Uri che può essere invece interpretato come una strada un po' in discesa. Perché? Perché il latte dolce è in estrema difficoltà, ultimo in classifica, ha cambiato allenatore, è tornato in pista Mauro Giorico al posto di Pierluigi Scotto, ha faticato già nella prima uscita, il tecnico di Alghero ha detto servirà una scintilla già da mercoledì alla Nusei, quindi questo latte dolce in quelle ultimissime gare potrebbe essere oggettivamente, non dico già condannato, ma quasi. C'è peraltro un forte legame tra latte dolce e Torres in termini di amicizie e di rapporti interpersonali e dunque insomma, il fatto di non avere grandissime motivazioni potrebbe essere qualcosa di importante. Così come lui che è fuori dal blocco playout al momento con 30 punti potrebbe avere poco da chiedere. Metto insieme questi ingredienti e dico che se mercoledì il Giuliano non si porta a casa la posta piena contro la Fragolese, a quel punto potrebbe succedere davvero di tutto per stare sul testa a testa. Occhio poi dico all'Arzachena, perché l'Arzachena di Napoli è una terra che sta dimostrando che nessuno la considera eppure sta facendo punti un po' dappertutto. Mauro, e questo è poi un interrogativo che pongo anche ad Antonio, che è possibile che il Giuliano abbia gestito male, tra virgolette, non mi viene un termine migliore, abbia gestito in maniera, poteva gestire in maniera diversa questo vantaggio che ha accumulato, che ad un certo punto ha sfiorato e superato la doppia cifra, oggi invece un campionato a meno 5 potrebbe ridisegnare ecco, un qualcosa di diverso rispetto a quello che magari Ferraro e i giocatori immaginavano, anche se a dirla tutta il mister ha predicato sempre grande calma sulla piazza giallo-blu. Non vedo grandi mancanze di Giuliano, perché Giuliano stava andando davvero a mille. Gli stessi protagonisti della Torres hanno sempre dichiarato nei post gara, noi pensiamo a noi stessi, ma questo Giuliano continua a vincere, vincere, vincere. E una flessione era in qualche modo fisiologica. A dire la verità ha rallentato un po' la Torres, che ha avuto diversi problemi in attacco. Vi dico peraltro che
La pausa per il Covid della Zachena, che ha determinato il rinvio della gara, ha permesso proprio alla Torres di recuperare Gigi Scotto, che ha messo a segno 14 reti in questa stagione, e poi è arrivato Edgar Ciani, che è un giocatore che ha esperienza addirittura in Serie A. Quindi se la Torres continua a spingere forte, riprende a spingere forte sull'acceleratore, perché sono i pareggi a reti bianche che hanno di fatto rallentato la corsa di Sassari, e il Giuliano diventa un po' più umano rispetto a quanto stava facendo in precedenza, ecco che si può disegnare il cammino finale di questo campionato. Il Giuliano non ha sbagliato, tanto era davvero protagonista di una scia incredibile. Antonio, la scia è all'infuori di ogni dubbio importante, quella che ha messo su il Giuliano, con un ritmo che, come giustamente penso sottolineava Mauro, era insostenibile da tenere per tutta la durata del campionato. Avremmo parlato di un campionato non stravinto, praticamente archiviato, dominato, e più auto ci mettiamo meglio è, però oggi rispetto a qualche settimana fa abbiamo un campionato di cui poter parlare, perlomeno per quanto riguarda la lotta al vertice. Sì, sicuramente, guarda, però io sono d'accordissimo con Mauro per quanto riguarda il fatto che diciamo che mercoledì è una tappa importante per il Giuliano, nel senso che non fare posta piena, insomma, sarebbe problematico perché avvicina ulteriormente gli altri, perché poi dovrebbero vincere gli altri. Però voglio aggiungere solo una cosa a questa disamina, cioè quella che non mi sento di dire che il Giuliano ha mollato in qualcosa, perché in tutte queste gare perse o pareggiate, siccome le seguiamo sempre, io non mi ricordo una gara dove il Giuliano non è pervenuto. Ti faccio l'esempio, l'ultima gara, al primo tempo si segna 2 o 3 reti, non ha rubato niente. A fine dei conti penso che in questo momento quello che manca al Giuliano sono i risultati, che a differenza del gioco che c'è sempre stato, le occasioni che si sono sempre create, adesso diciamo, ecco, sta diventando un po' deficitario il fatto di mettere la palla in porta, cosa che per esempio pure la Torres, e lo evidenziava sempre Mauro, sì, Scott per esempio sta fatto male, cioè trova difficoltà praticamente a segnare. Quello che è mancato al Giuliano, e mi sento di dirlo proprio con certezza, vista le tante gare alle quali abbiamo assistito e abbiamo seguito, è mancata la freddezza sotto porta e il concretizzare le tante occasioni che ha avuto il Giuliano. Quindi crisi di risultati, ma non di gioco, di risultato e soprattutto di realizzazione. Per cui, essendo noi campani, caro Mauro, noi facciamo tutti gli auguri a Giuliano che possa riprendere la strada. Tu naturalmente da buon sardo li farai alla Torres, però diciamo noi ci auguriamo che questo non possa avvenire, perché sarebbe davvero una beffa per il Giuliano aver condotto per quasi diciamo ecco 3 quarti praticamente il campionato e poi nell'ultima parte farsi raggiungere, avendo avuto pure dei distacchi abbastanza diciamo importanti. Mauro, è proprio questo cambio di paradigma ecco, a Sassari da una stagione all'altra è servita per ritrovare una piazza importante, anche se e questo può essere un ponte per parlare anche del retroclassifica, si è dovuto sacrificare all'altare dei risultati della Torres una situazione, quella del latte dolce, che è davvero davvero complicata, un po' ecco, dandosi un cambio di testimone simbolico rispetto alla scorsa stagione. C'è da dire che comunque lì a Sassari calcio vero se ne è fatto in questi anni, per usare un eufemismo. Da una parte bisognava ricominciare. Ah, sì, assolutamente sì. Tra l'altro ti segnalo che proprio questo mercoledì, peraltro, c'è un match, sono i quarti di finale di Coppa Italia, tra un'altra realtà che è anch'essa a 10 km da Cagliari, ed è la Polisportiva Ossese, che insieme a Uri, Torres e Latte Dolce andrebbe a portare ben 4 realtà di Sassari di fatto, perché giriamo intorno ai 10-12 km, nel campionato interregionale di Serie D, e questo per il nord dell'isola sarebbe qualcosa di veramente eclatante.
aggiungiamoci ovviamente Arzachena, ma qui siamo già un po' più distanti perché siamo sulla costa est, sulla costa gallurese. È cambiata la proprietà in casa Torres, è cambiato tutto, è cambiata la gestione serena della situazione. Ricorderete le parole del presidente Stefano Udassi che quando la macchina non stava correndo come ci si aspettava aveva proclamato calma, tranquillità, il campionato è lungo. Questa la città lo ha percepito ed è stata anche molto gradita questa gestione serena. L'obiettivo è quello di riportare la passione per il calcio con i giusti ritmi. Sul fronte latte dolce dico che la Serie D è preziosissima, intanto anche in termini di costi, perché voi sapete che la Regione Sardegna dà un cospicuo finanziamento alle squadre che prendono parte ai campionati interregionali per garantire la continuità, cioè la possibilità di competere a livello nazionale. Fare campionato di eccellenza significa invece fare perno completamente sulle proprie risorse economiche, quindi bisogna cercare di fare il massimo. È quasi una piccola, rapportandola, è quasi tra Serie A e Serie B nel mondo del calcio professionistico. Fare la Serie A in termini economici ha un valore molto molto diverso. Qui non ci si guadagna ovviamente, ma è un grosso paracadute per stare ancora dentro quel sistema che ben conosciamo a livello professionistico per continuare a stare a questi livelli. Mauro, dovessi sbilanciarti non tanto per l'alta classifica ma per il retroclassifica, che situazione vedi invece dal tuo osservatorio? Perché il Gladiator, per quanto riguarda il nostro di punto di vista, è riuscito finalmente con la gestione Grimaldi a tirarsi fuori da un pantano dove si è ritrovata quasi per caso, perché ad inizio stagione con Alessio Martino il passo era bello spedito e si sarebbero raggiunti quei risultati che la società nerazzurra si era prefissata, cioè la salvezza in primis, l'essere protagonista e mina vagante di questo raggruppamento in secundis. Oggi raccontiamo di una squadra a più 5 sulla zona salvezza. È evidente che lungo questo percorso qualcosa non è andato, certo è però che ecco, la gestione Grimaldi è riuscita a mettere perlomeno una pezza. Almeno due ingredienti che valgono qualcosa in più rispetto alle contendenti. La piazza, nel senso che il Gladiator può contare sulle gare casalinghe e su un pubblico di grandissimo livello rispetto a quello a cui possono contare le Sarde, e poi mi sento di dire anche un Varela che noi abbiamo conosciuto qui alla Nusei, che proprio nell'ultima gara interna può fare la differenza nelle gare decisive per corsa, per tecnica, per temperamento. È un giocatore di altra categoria rispetto alla Serie D. Io il Gladiator lo vedo abbastanza fuori dalla corsa, vedo in risalita, per stare sulle Sarde, il Carbonia che secondo tutti era spacciato, invece ha inanellato due risultati utili consecutivi, tra l'altro contro le pericolanti, e quindi chissà che non riesca certamente a evitare magari la retrocessione diretta. Sarà poi un giro nei play-out. Purtroppo i Lanusei penso che i play-out li dovrà fare e saranno play-out complessi. Antonio, ritorna nel frattempo mercoledì, triplice fischio per la tua gioia, ma soprattutto ritorna Giuliano Fragolese, che è il secondo capitolo di quella partita tanto discussa che si è avuta un girone fa. Abbiamo detto già, è già un cambio di rotta che il Giuliano deve darsi per, ecco, non rimanere impelagata in tutto quello che ci siamo detti sinora, anche con l'aiuto di Mauro. Per la Fragolese potrebbe essere l'ultima chiamata per un rigurgito d'orgoglio e dire ok, questo è un campionato dove qualcosa magari non è andata anche qui per il verso giusto, però la nostra squadra era forte, ritorneremo più forti di prima forse l'anno prossimo. Sì, sicuramente ti dico una cosa, per il Giuliano non è il momento migliore per affrontare la Fragolese, perché la Fragolese viene da 4 vittorie consecutive, quindi voglio dire, è un momento particolare della Fragolese, positivo per la Fragolese, ed è un momento, diciamo, ecco, di piccola flessione da parte del Giuliano. Ne uscirà sicuramente una bella gara, vinca il migliore e soprattutto vinca da campano chi magari, ecco, da questo ne trae maggior vantaggio. Non mi sento di dire che magari la Fragolese deve fare la comparsa, però voglio dire, secondo me in questo momento
tutte e due hanno obiettivi importantissimi che si competono e quindi ne uscirà sicuramente una gran bella gara, perché nessuno diciamo, ecco, farà sì che si abbassino le armi. Voglio fare un attimo un plauso pure a Teore con il suo Gladiator che praticamente, ecco, gli faccio l'in bocca al lupo che da questo momento sta fuori dalle sabbie mobili, sperando che ci possa rimanere per lungo tempo e fino alla fine, perché diciamo gli interlocutori per la zona bassa della classifica, lo dicevo già l'altra volta e lo confermo adesso, sono pochi, cioè, quindi se vedi penso che il 35 con una gara da recuperare sia fuori da questa contesa e quindi i posti liberi, diciamo, ecco, per tirarsi fuori sono appena due, quello in questo momento Atletico Uri e Gladiator, il resto rimangono invischiati nelle 6 squadre, di cui 4 si contendono le 2 salvezze e altre 2 retrocedono diretti, quindi è un piccolo margine che io gli auguro di mantenere fino alla fine. Ecco Mauro, prima di salutarci, proprio il Gladiator probabilmente è la squadra da non far scappare via per questo retro classifica, perché come ha detto giustamente Antonio, lì giù le squadre di questa rosa per la salvezza sono davvero davvero pochine e qualora scappasse via il Giuliano, il Gladiator con questo suo più 5 sarebbe difficile vedere qualche squadra avere una risalita così netta tale da potersi tirar fuori perlomeno la zona play-out. Sì, sì, come ho detto prima, il Gladiator secondo me è proprio con Varela ha la possibilità di mettere insieme altri 3-4 punti che gli potrebbero permettere di mettere fine, diciamo, alla corsa play-out e poi riprogrammare per una stagione da protagonista quella prossima. Mi permetti di aggiungere una citazione che non abbiamo fatto perché c'è il nuovo Florida che deve recuperare una partita e che potrebbe trovarsi a 4 punti dal Giuliano. Progetto solido, fatto di conferme di mister Bussone negli anni, di grandi rapporti di amicizia tra la dirigenza, l'allenatore, insomma un ambiente molto sereno e anche lì c'è una realtà che può risultare pericolosa nella corsa finale. Scusami Mauro, scusa la mia ignoranza, Nuovo Florida dove si colloca nel Lazio? Geograficamente? Siamo nel Lazio, vicino Roma, quindi siamo proprio se non sbaglio, siamo nella zona, forse nel sud tra Artena, non vorrei dire delle sciocchezze, lo andiamo a vedere immediatamente perché non ho avuto occasione di andarci, mentre ci sono stato ad Artena, gran bella realtà, pareggio splendido. Dovrebbe essere una manciata di decine di chilometri da Roma, se la memoria non mi inganna, poi io in geografia sono stato sempre una frana. No, quindi... ero curioso sempre di sapere dove si trovava. È laziale di estrazione, ma ecco Mauro, prendiamo anche palla al balzo per parlare di questo nuova Florida che praticamente... a me ha ricordato in determinati aspetti il percorso di crescita che ha avuto il Monterosi, non so a te. Sì, è vero, poi Monterosi ha cambiato di fatto moltissimo in questa poi avventura nel calcio professionistico, è vero, nel senso che sono stati anni di grande continuità che dimostrano che possono fare la differenza, poi la differenza in realtà la fanno i calciatori, tra l'altro anche noi nelle produzioni delle gare abbiamo ottimi rapporti con la società, una società giovane, brillante, che ha voglia di fare. Poi insomma l'impatto col calcio professionistico è tanto altro, anche in termini di costi, in termini di gestione del prodotto calcio. Però insomma essere lì significa anche coinvolgere una comunità importante. Intanto sono andato a controllare. Quando parliamo di Nuova Florida parliamo di Ardea, quindi comune italiano di 48.000 abitanti, siamo nella città metropolitana di Roma. Mi ricordavo bene, quindi qualche mia professoressa tra medie e superiori sicuramente gioirà, ha fatto un buon lavoro. Mauro, anzi il tuo di lavoro è sempre prezioso, specie per tenerci collegati con questo filo diretto con la Sardegna. Ti strappo già una promessa, ci risentiamo prima della fine del campionato.
Eh sì, perché lì ci sarà veramente da fare il punto negli ultimi 90-180 minuti. Chissà che non possa essere, che non possa succedere qualcosa di importante e chissà che non si possa, Isidoro, mettere in piedi una sorta di tutto il calcio negli ultimi minuti, chi lo sa, Magari magari sarebbe vero un non po' lanciare antesignano, lui. però sarebbe interessante anche perché si prospettano campionati decisi all'ultima curva, anzi secondo me all'ultimo metro più che all'ultima curva. E quindi Eh sì. perché no? Se ne parlerà tra noi addetti ai lavori. Mauro, ancora grazie per essere stato con noi qui a Triplice Fischio, un saluto. Grazie a voi, buona serata. Un Buona saluto serata, a ciao. Mauro Farris, direttore, collega giornalista di Directa Sport, portale di informazione sportiva e non solo per quanto riguarda la scena sarda.